la Don Carlo Misilmeri con la promozione in eccellenza. Intanto lancio, chiude molto bene Valenza, stava arrivando D'Agostino. Fecarotta rientra, non rientra al fuorigioco D'Agostino che disturba la giocata di Valenza. Allora alza la bandierina del guardaline e ferma il gioco l'arbitro. Chiazzese, lungo, Morello di testa, poi Velardi anticipato, ancora Morello a lottare con Grimaudo, pestone involontario del numero 11 rosso-blu. E allora calcio di punizione in favore della squadra allenata da Chiappara e Ruisi, mentre viene cercato Vincenzo Riccobono, colpo di testa di Riccardo Tarantino che si scontra con Albeggiano. Tanto pallone già rimesso in gioco, c'è Cerniglia che mette al centro, colpo di testa di Valenza, da fuori Velardi! Mirko Velardi, arriva il primo gol con la maglia della Don Carlo per il centrocampista palermitano che sblocca con un gran gol il risultato 1-0 a Castello per la Don Carlo Misilmeri. Gol stupendo di Mirko Velardi, gran volée, coordinazione perfetta e vantaggio dopo 6 minuti per la squadra di Chiappara e Ruisi. La gioia di un giocatore che è venuto a Misilmeri per prendersi anche una rivincita personale dopo l'esperienza. Quindi si chiude dopo 75 minuti la partita di Giacomo Riccobono. Se ne va anche l'altro Riccobono in campo, visto che è Vincenzo Riccobono a lasciare il posto ad Albeggiano. Tatticamente cambia poco, ma Ramaldo va a fare il terzo in un tridente sempre con 2 under e un over, con D'Agostino che passa però a destra in quella che è la sua corsia preferita. Tanto punizione che verrà battuta da Mirko Fecarotta. Mezz'ora scaduta in questo istante, ultimo quarto d'ora più recupero. Pallone servito in profondità, troppo lungo il lancio. E allora Lamin Sisei può rimettere subito in gioco i compagni, nello specifico Chiazzese. Ancora il portiere del Geraci. Lancio. Sanyong fermato dall'intervento di Marramaldo, poi Pellegrino prova a spingere a sinistra, ancora allunga la falcata, il numero 3 della Don Carlo fermato, ma attenzione subito Albeggiano alla possibilità! Totò! Albeggiano! Ancora lui! Neanche il tempo di entrare, neanche il tempo di mettersi a posto. 2-0 Don Carlo alla mezz'ora della ripresa. La firma di Totò Albeggiano. Il 2-0, il raddoppio mortifero. Il Joker! 31 sul cronometro. È stato lì 70 e passa minuti a scalpitare in panchina prima di entrare. Non aveva ancora toccato un pallone, gliene è bastato uno, ma quanto fa la differenza questo gol di Albeggiano per arrivare con più serenità. L'arbitro poteva lasciar giocare, meglio per la Don Carlo che abbia fischiato, anche se c'era D'Agostino pronto ad andare in contropiede, mentre se ne sono andati 3 dei 4 minuti di recupero. Missione quasi compiuta per la Don Carlo Misilmeri, con Ivan Tarantino che lancia lungo, allontana Iannolino, palla per Grimaudo che può prendere campo in velocità, questa volta evita Nave, poi incespica sul pallone. Allora buon gioco Cerniglia a chiudere. Nave lancia in profondità, Albeggiano non fa il movimento, allora palla per Sisei, trafitto dalla volée perfetta di Mirko Velardi e dall'inserimento alla Lupen terzo di Totò Albeggiano. Qui intanto De Miere copre l'uscita del pallone dall'attacco di Saluto, ma ormai mancano solo i 3 fischi del direttore di gara per sancire la seconda vittoria esterna della stagione per la Don Carlo Misilmeri, che dopo il Broccoleri di Favara espugna
il Comunale, e fanno con questo 4 vittorie nelle ultime 6 giornate per la squadra di mister Chiappara e di mister Ruisi, che con questi 3 fischi porta a casa la vittoria. Decidono Mirko Velardi e Totò Albeggiano. Sale a quota 19 la Don Carlo Misilmeri, che con tanta positività in più può avvicinarsi all'ultimo incontro del 2019, ricordiamo, in casa contro l'Acrax di mister Vullo. E in attesa dei risultati di domani, queste sono 3 salti in avanti da non sottovalutare per la Don Carlo Misilmeri, che, ripeto, come vedete dal punteggio, batte 2-0 il Geraci, gol di Velardi e di Albeggiano.